Allora. Chi è? Chi rappresenta le forze politiche, cioè Allora, io mi chiamo Paolo Zuppilio, io rappresento il Fronte per l'Indipendenza della Sardegna. Noi abbiamo provato per 2 anni di invitare a Baulato tutte le forze politiche indipendentiste e anche autonomiste, non per prendere accordi particolari, ma semplicemente per avviare un dialogo. Abbiamo avuto risultati scadenti, sia la prima volta, sia la seconda, sia nel 2022, sia nel 2023. Cioè, non soltanto non ci dicono siamo d'accordo o non siamo d'accordo, no, semplicemente ci dicono non vogliamo dialogare. Con la loro assenza è come che ci abbiano detto questo. Ma la cosa non è che ci abbia turbato molto. Il Fronte per l'Indipendenza della Sardegna, accettando senza discutere sia le osservazioni che ha fatto Cristiano, sia le osservazioni che ha fatto l'amico dei Quattro Muri, così? siete senza speranza. Leggo Claudia, è una fondatrice. Poi la loro bandiera rappresenta il Rosso Muri, tra l'altro. No, chiedo scusa. Cambiare i nomi. La nostra bandiera è bianca. Rosso blu e verde, dai, rosso blu e verde. La nostra bandiera è croce bianca su fondo rosso e con i 4 muri, naturalmente. Ad ogni modo, questo ha poco rilievo. Quello che rileva è un'altra cosa. Allora, noi siamo del parere che chiunque voglia raggiungere un obiettivo debba studiare il percorso. E se nello studiare il percorso, fra le varie cose, vuole il consenso di una parte rilevante del popolo sardo, deve fare in modo che questo popolo sardo venga emozionato dalle azioni che si compiono, altrimenti non si muoverà mai, per quanto valide possano essere le nostre ragioni. Come si fa ad emozionare qualcuno? Si fa semplicemente con azioni che suscitino degli entusiasmi, che facciano capire che chi ha delle idee e del coraggio. Noi possiamo avere delle idee, ma nessuno sta dimostrando di avere del coraggio. Cosa vuol dire il coraggio? Non vuol dire che io prendo una bomba e la metto sotto il sedere del prefetto o di qualche altro, vuol dire che io mi espongo, faccio qualcosa che sia simbolicamente molto rilevante, altrimenti non serve a nulla, stiamo perdendo tempo. Cosa ne consegue da questo discorso? Ne consegue che o l'unione si fa o l'unione non si fa. Ma chi non sta nell'unione può muoversi indipendentemente dagli altri. Non è vero che bisogna essere necessariamente tutti uniti. Sono balle, non è vero, non è storicamente vero. Nel mondo questo è successo rarissimamente. Molte rivoluzioni sociali e religiose sono state fatte da piccole minoranze che però sono partite e hanno affrontato i rischi, sono state coerenti con le loro idee e hanno mandato avanti per decenni le loro idee, a volte pagando spesso di persona. Ne so qualcosa di personale, proprio direttamente personale. Quindi io ripeto, concordo con ciò che è stato detto su ciò che noi dovremmo fare e su ciò di cui noi abbiamo bisogno, ma vorrei che ci esprimessimo sul fatto di poter unire chi vuole veramente operare. A questo punto noi arriviamo ad un'altra grossa difficoltà che noi in Sardegna evidenziamo tutti i giorni. Noi in Sardegna siamo estremamente riluttanti a riconoscere autorevolezza a qualcuno. Assolutamente. Vuoi perché abbiamo desideri di avanzamento personale, vuoi per, non lo so, per 1000 ragioni. Quindi anche se si fa un'unione, bisogna sapere che io rinuncio a qualcosa in nome dell'unione, ma se io non rinuncio a nulla in nome dell'unione, allora è un'unione fittizia, facciamo finta di unirci, ma non siamo uniti. Ecco perché, in base all'esperienza personale, proprio mia personale, io è dal 75 che ho iniziato a fare questo lavoro, a occuparmi della Sardegna. Prima di me ce n'erano altri che sono stati bravissimi anche.
Dal 75 in poi io speravo che dopo una trentina d'anni di attività politica avrei visto qualcosa in Sardegna. No, non ho visto nulla. È cresciuto il numero degli indipendentisti, ma non è cresciuto l'indipendentismo. Capito? Gli indipendentisti ce ne sono tanti. All'epoca, quando ho iniziato io, erano pochi, malvisti e criminalizzati rapidamente. Ma di tutti questi indipendentisti che esistono oggi, che cosa ce ne facciamo? Cosa vuol dire che cosa ce ne facciamo? Noi, rapportandoci ai governanti italiani, in che cosa noi preoccupiamo l'Italia per cui l'Italia deve darci ragione in qualcosa? In niente. L'Italia se ne può benissimo infischiare di noi, perché noi siamo degli indipendentisti che non creano nessun problema, assolutamente nessuno. Fino a quando noi non creeremo qualche problema, è logico che non avranno nessun bisogno di dialogare con noi, i governanti italiani, ma nemmeno per sogno. Perché dovrebbero farlo? Se noi non contiamo nulla, se noi non siamo capaci di agire in niente. Per adesso basta. Vabbè, non è che ci sarà bisogno del salutare, no? E vi ringraziamo. Allora, stiamo andando al numero del Libero. A nome di Libero, vi ringraziamo per averci invitato, considerato che abbiamo iniziato notevolmente in ritardo, purtroppo ci dobbiamo allontanare perché abbiamo delle altre attività a breve. Abbiamo capito il manifesto di intenti dell'incontro e porteremo il riferimento di ciò che sta avvenendo nella discussione. L'assemblea dei militanti di Libero prenderà Se non dici che impressione hai avuto? l'impressione che abbiamo sempre. Siamo tre indipendentisti ed è un piacere essere tra indipendentisti, chiaramente. Ma anche che non è cambiato nulla. Hai avuto anche quell'impressione che non è cambiato nulla rispetto ad altre volte. No, è cambiato che magari... Vabbè, su mandato è scusso, dobbiamo No, rispettare il vabbè, no, mandato. è un'impressione soggettiva, giustamente. Lui, da giovane militante, vivaggio Bene o male ci si conosce tutti, l'impressione può avere un peso come no, quindi ma è importante anche quello. assolutamente, ma se siamo già qua una risposta c'è. Bene, Quindi, bene. benissimo. Buon proseguo, grazie a tutti. Sono amici di Gigi Carrera, compagni di scuola. Di nuovo, Ciao, ciao. Io si tocca come che a Claudia. Ho capito. Dai, ma stiamo facendo l'ordine di Gigi? Sì, facciamo, se seguiamo il giro tocca a te. Seguiamo? No, a Bettina. No, va bene, Ah, volevi parlare dopo? Lo parlo dopo. Capito, va benissimo, è lo stesso. Allora, io mi presento, Allora, chi non mi presenta. conosce, sono Teresa Vacca, faccio parte di un'associazione culturale che è appena nata, da circa un mese. Ormai definita quella che... Sì, certo. Dupla. Scusate, stai scontro luce in cui, no? Quindi... Allora, allora ricomincio, dai, forse, tanto ho detto solo due cose. Allora, io sono Teresa Vacca e faccio parte oggi di un'associazione culturale che è appena nata, ha circa un mese di vita, che si chiama Catumoros. Il numero è proprio un numero, quindi ognuno se lo pronuncia come vuole, quindi abbiamo superato anche un po' la storia della lingua, che chi batro, chi catro, io sono regenterese quindi lo pronuncio così. Allora, lo spirito di, proprio due parole su questo, non voglio trattenervi troppo, lo spirito della creazione di questa associazione era quella di dare spazio, voce a tutti i sardisti iscritti e non al Partito Sardo Nazione che sono contrari a questa politica. Tutte quelle persone che in un modo o nell'altro dentro il partito hanno fatto opposizione prima all'interno poi fuori, e adesso abbiamo fatto questa associazione perché vogliamo che tutta quell'energia sardista che è sparsa venga convogliata in un unico soggetto. Allora, noi
abbiamo fatto già degli incontri dibattito, ci siamo dati un calendario, eccetera. Abbiamo parlato di sardismo, qualcuno di voi era presente, sardismo oggi, sardismo domani, anche quello di ieri, perché senza se vogliamo negare il passato assolutamente, perché serve anche per creare il futuro, anche per capire quali sono stati gli sbagli di questo percorso. E la prossima riunione era proprio, noi l'abbiamo detto alla conclusione a Baulado di 2 settimane fa, era quello di riunire il mondo indipendentista, perché nel nostro statuto c'è proprio il concetto di indipendenza, che poi è lo stesso concetto che c'è nel primo articolo del Partito Salvazione. Poi chiaramente voi dite il Presidente non è sardista, certo questa giunta, questo Presidente non è sardista. Io tutto quello che circola dentro il partito e non crede all'articolo 1 secondo me sono visitors, io li definisco così, sono entrati piano piano, poi si sono manifestati nel corso del tempo e oggi non fanno una politica, ma neanche nel minimo, ma manco autonomista se vogliamo, ma manco tutti gli altri partiti che si sono susseguiti in questo 50 anni che fanno una politica autonomista, perché in realtà non ci credo. Cioè il discorso che ha fatto qualcuno dice ma ci crediamo o non ci crediamo? Cioè ci sono partiti e movimenti che fanno finta di crederci ma non ci credono assolutamente, sfruttano una certa nostra se vogliamo ingenuità, se vogliamo, per poi dove qualcuno di noi spera di ottenere l'obiettivo e poi magari non lo ottiene, perché in realtà abbiamo fatto piccolissimi passi in tutti questi anni e abbiamo fatto però molti passi indietro, secondo me. Allora, qualcuno ha parlato di questa situazione di rassegnazione, ok? È vero, il sardo ha questa rassegnazione atavica proprio, che è quasi un complesso di inferiorità, secondo me. Poi cosa succede? Va fuori, si confronta col resto del mondo, si rende conto che tutto sommato anche noi da popolo sardo abbiamo un valore, che questo è successo nella prima guerra mondiale, è successo con tutti gli emigranti con cui ho parlato io, ma anche voi avrete avuto questa sensazione. E poi, tanto che voglio dire, quasi quasi ridendo e scherzando, sarebbe bello, arrivati a una certa età, prenderci e portarci fuori e farci fare un bel periodo per capire che cosa abbiamo in Sardegna, perché la gente non si rende conto. Allora c'è qui qualcuno ha detto noi dobbiamo fare il dialogo con lo Stato, ma in realtà noi dobbiamo aprire un dialogo serio con la gente, cioè noi dobbiamo finalmente aprire un dialogo e una comunicazione seria con le persone, perché la gente non è che ci conosca benissimo. Io mi scontro tutti i giorni e non faccio altro che definire chi siamo, e la domanda principale è ma come lo facciamo? Ma come facciamo noi a poter vivere senza che lo Stato ci dia quei 4 soldi? Ragazzi, cioè abbiamo avuto un'avvertenza entrate e il governo di allora ha rinunciato. E già questo ci doveva dimostrare che una certa capacità ce l'abbiamo a livello economico. Abbiamo rinunciato alla sanità, cioè nel senso che noi ci paghiamo la sanità, noi ci paghiamo i trasporti e la gente non lo sa. Allora quando noi proponiamo un discorso di dipendenza, che poi la forma ci si può benissimo mettere d'accordo, che io lo dico sempre, il contrario della dipendenza, quando noi saremo grandi a tal punto da pensare che il contrario della dipendenza e quindi l'indipendenza è soprattutto economica, perché se siamo indipendenti economicamente possiamo fare anche altro, culturalmente lo siamo già, siamo diversi, siamo fieri di essere diversi. Chi l'ha detto che dobbiamo essere tutti uguali? Noi siamo contro la globalizzazione, o almeno a me è sempre sembrato questo con i discorsi che ho sempre fatto in questo tipo di riunioni. Quindi noi siamo diversi, fieri di essere diversi, abbiamo la necessità di creare una politica diversa
nei trasporti, e tutto quello. E non entro però nel merito perché giustamente qualcuno ha detto questo è un passaggio successivo. Allora oggi noi cosa vogliamo fare? E siamo già in ritardo eventualmente per un'eventuale regionale, perché se non è anticipata, anche se non fosse, siamo già in ritardo. Però cosa vogliamo fare? Magari buttando le basi anche per quello che verrà dopo. Vogliamo continuare a fare alleanze programmatiche dove poi alla fine non centriamo neanche l'obiettivo minimo. Questo è un percorso che questa associazione ha sempre fatto. Io ci ho creduto in questo per anni. Io milito nel partito dall'età di 19 anni, ho fatto i miei errori, per carità, l'ingenuità, eccetera. Li sono pagati tutti, li sto pagando tutti. Però a un certo punto ho detto adesso basta. Abbiamo fatto tutta una serie di percorsi dove abbiamo cercato ingenuamente di trovare un alleato leale e invece non l'abbiamo avuto, perché l'obiettivo loro è un altro. Cioè, allora, se l'obiettivo nostro è l'indipendenza, la loro non è l'indipendenza. Come faccio io a allearmi con una persona che non ha il mio stesso obiettivo? Io la penso così, poi devo confessare che dentro l'associazione ci sono delle posizioni leggermente diverse, perché si parla anche di eventuali accomunamenti, cioè eventuali elezioni comunali, quindi lì già stiamo parlando leggermente d'altro. Però se dobbiamo presentarci ad una elezione di carattere più ampio che quello regionale, non può prescindere dalla comunanza ideologica, perché poi il fine ultimo vero, oltre che gestire l'immediato, quindi gestire amministrativamente e programmare l'amministrazione, è l'obiettivo ultimo. E che cosa vogliamo veramente fare? È chiaro che un partito che ha, come dicevamo noi a suo tempo, a gambe e testa da un'altra parte, non ci darà mai l'opportunità di crescere, assolutamente. Quindi io sarei molto sul discorso, allora, se vogliamo continuare, uniamo le nostre forze per creare un gruppo che a pari, cioè alla pari, senza che nessuno abbia questa situazione di ma io ho questo, che abbiamo già visto, ne abbiamo parlato. Spesso questo tipo di incontri falliscono un po' perché c'è sempre un po' il gallo del pollaio che dice vabbè ma io cosa ne so, io sono partito salvazione, non è che mi puoi relegare alla decisione di tutti, oppure io sono questo, quindi no. Ecco, alla pari, cioè un patto alla pari dove ognuno di noi conta uno e dove si costruisce veramente questo discorso. E lo costruiamo insieme, cioè lo facciamo insieme. Voi cambiando la legge elettorale, perché comunque la dobbiamo cambiare, e la decidiamo insieme. Io spero che tutti noi oggi abbiano cooperato e aderito all'iniziativa di Progress per poter cambiare questa legge elettorale, perché è una cosa oscena, partiamo da lì. Ma l'abbiamo visto che i blocchi principali non hanno fatto nulla, poi magari ci dicono di sì, ma in realtà è un bluff. Come fanno a dire di no e a presentarsi all'elettorato dicendo io sono contro quella legge che in realtà, cioè la modifica di una legge che in realtà opprime la libertà del popolo? Non esiste, è chiaro che ti dicono che sono tutti a favore, però ecco, io questo volevo dirvi, perché poi alla fine in realtà noi abbiamo tutti una tradizione storica, ci siamo moltiplicati, eccetera, però noi dovremmo trovare un punto di contatto vero e ricominciare veramente da capo, che sia anche a perdere, cioè anche a perdere, nel senso che, non lo so, io adesso sto un po' farneticando e dicendo cose così come la mente me le sta mandando, non sto... Ma vogliamo fare una lista tutta nostra, presentarci alle regionali e siamo sicuri di perdere? Facciamo, spieghiamolo alla gente, diciamo cosa vogliamo fare, sapendo che perderemo. A me è capitato dentro il partito di candidarmi solo e esclusivamente per l'ideale e non perché dovevo ottenere qualcosa, lo sapevo che avrei perso, però ho spiegato alla gente perché lo stavo facendo e magari poi piano piano si ha un'aggregazione più ampia, cioè dovremmo essere il punto di aggregazione, non il punto d'arrivo
dove siamo già tutti ben compattati e siamo il gruppo. No, il nostro gruppo dovrebbe essere il punto iniziale di aggregazione, il punto iniziale per andare oltre e fare di più. Grazie, altro non mi serve di più. Non parliamo adesso, noi dobbiamo provare a dire bene, chi si perde, ma non si perde. Non si perde. Tu lo sai che... Poi io convidavo finché sul movimento dei pastori, non è il movimento politico, ma manteniamo noi che osatelo in suo primo attovio, pigliai una decisione pagata diversa da tutte le altre volte, noi siamo presenti alla seconda convocazione che si ha fatto. E c'è altre associazioni pure, Sans Bonai, Sans è l'associazione manna dei indipendentisti, non politici, quindi noi dobbiamo provare. No, però scusa, vorrei precisare questo aspetto, io non ho detto il contrario, anzi, io e Giorgio ci conosciamo da quando io avevo 19 anni, quindi stiamo già parlando di 40 anni e passati. Lui sa bene, qualcuno non lo sa, che io ho sempre avuto il pallino di riunire i gruppi, l'ho sempre avuto. A 25 anni ho partecipato alla formazione del gruppo giovanile dei popoli senza Stato, che ha lavorato per un po' d'anni, adesso chiaramente siamo anche diventati grandi, quindi il giovanile l'avrà preso qualcun altro, non ho notizie. Quindi io ho sempre lavorato in questo senso, anche nei periodi più bui del partito. Poi, vabbè. Quindi io ho sempre detto proviamoci, se ti ricordi io ho sempre detto andiamo soli a prescindere, facciamo cose anche eclatanti come ha detto qualcuno, ma che lo facciano capire alla gente, non eclatanti per lo Stato, perché poi lo Stato di noi. Comunque noi tenemos sa possibilità di guadagnare fai vorrai un partito che è primo ormai da tempo e si sente istas devono questionare un meta ma veloci de pei pinnigai sapremo cosa che dinanzi costa ma i taccioli allora lasciamo un po' un secondo il pregiudizio su de mille cose pensiamo con su cora sa terra nostra che sta a dia vera canta de ciacciuvai. Ecco, quindi un sforzo, ognuno però deve fare uno sforzo. Vabbè, da una punau, riusciva, i giorni sono fetti, che non attendo mai pregiudizio per partiti italiani o mai votato, penso che non c'è una palmera. Ma uno che viene di un'idea politica sia da manca o sia da destra c'è causa di sé poi tu un grassi che salteni questi ideali inviamo tu che tu teni giusto? Bene Vainza si questiona? Sì. Questa è Claudia. Claudia? Ok. Sì, certo. Faccio l'intervento in italiano. Poi faccio di aiuto. Manda bene. Allora, un ringraziamento grande a Johnny per aver promosso questo incontro. Importantissimo perché se non altro dopo tanto tempo riusciamo noi indipendentisti a guardarci in faccia, che poco non è. E non solo, ma ci dà l'opportunità di incontrare Pietro, che ha una visione molto importante per un futuro della Sardegna, proprio perché ha avuto il privilegio di vederla molto bene dall'esterno, che non sempre i problemi si vedono meglio dentro. Molto spesso è interessante staccarsi poco a poco e vedere che cosa succede. Quindi io ho gradito molto anche questa presenza. Allora, è un problema, cioè la ragione per la quale siamo qui e siamo tutti convinti, perché è la ragione che ci unisce, cioè il desiderio di metterci insieme per portare avanti un progetto che sia credibile per la Sardegna. Questo bisogno ce l'avevamo anche ieri, avanti ieri, e abbiamo fatto, attenzione,
1000 tentativi, perché non possiamo dire che i tentativi siano mancati, ci sono sempre stati. Poi è successo sempre un qualcosa che ha fatto saltare in aria il progetto. Oggi stanno succedendo le cose strane, oggi più che mai è importante trovare una via che io chiamo, sì, in genere la chiamiamo l'alternativa, non un'alternativa, l'alternativa. Ma oggi dobbiamo addirittura, ci hanno messo nella condizione di scappare da una situazione assolutamente asfissiante. Le cose sono diventate oggi ancora più urgenti. Da una parte noi abbiamo una forte centralizzazione dei poteri, quello che hanno fatto i partiti italiani, tutti dal primo all'ultimo, è quello di sottrarre autonomia individuale ai cittadini, autonomia alle nostre comunità, per centrarli a livello di Stato. Quindi ci stiamo rendendo ancora più schiavi che mai. Oggi gli stessi sindaci, attraverso una serie di escamotage, gli stessi sindaci hanno questo potere. Oggi, in nome di quello che chiamano nauseante interesse nazionale, e che non è l'interesse nazionale sardo, è l'interesse di una nazione che ci opprime, ci hanno tolto una baraonda di poteri che noi avevamo come regione autonoma. Abbiamo perso ogni sorta di autonomia, quindi una cosa molto urgente secondo me, sia attraverso la legge elettorale. Guardate, io nel 2013 ero consigliera regionale e ho assistito ed ero parte attiva sul dibattito rispetto a quella legge. Purtroppo non c'era stato neanche un sostegno dal mondo esterno, invece sarebbe stato necessario un sostegno di tutto il mondo identitario, autonomista, anche i topi si sarebbero dovuti mobilitare allora per dire che ci stavano organizzando la più grossa beffa, perché quella che sarebbe stata una legge fatta per potenziare e privilegiare in quella fase i blocchi italiani, tagliando fuori tutte le minoranze che fanno parte delle minoranze identitarie, che fanno parte della nostra storia, non è che si inventano, esistevano da sempre ed era una grandissima ricchezza. Hanno fatto tutto per studiare una cosa che ci escludesse, costringendoci poi a politiche mendicanti. Cos'è? Vuoi arrivare in consiglio regionale? Molto bene, a noi servono i vostri voti e noi poi ti facciamo correre, vediamo se... E poi i risultati si sono visti, cioè un fallimento. Questi percorsi li abbiamo già fatti. Io l'ho fatto, è stata un'esperienza straordinaria, devo dire che sono andata in consiglio regionale con un progetto fortemente identitario e ho fatto politiche indipendentiste lì e che hanno lasciato anche una traccia, ma non siamo riusciti a incidere su che cosa? Su quel cambiamento di cui necessita oggi d'urgenza la società sarda. Oggi la società sarda, cioè stiamo morendo, cambiamo, cioè svoltiamo. Ma cosa succede? L'ho anche scritto in un documento che io ho pubblicato e che gradirei che venisse letto anche per muovermi critiche, perché la gente cresce sulla base delle critiche politiche, degli non Arauso, l'ha scritto lei, io non conosco Gianna, e invece quello è un errore. Questi sono i punti di incontro e di vedere che cosa pensiamo. Di fatto quello che sta vincendo è la conservazione in Sardegna. Sono i partiti politici che si sono dotati all'interno di potentati che fanno paura, proprio per cultura loro, sia all'interno dei grossi partiti politici che degli ultimi degli alleati. Le dinamiche sono le stesse, ok? Noi ci dobbiamo liberare di questi potentati, perché sono loro che decidono per un popolo. Sono i cabras della situazione, oggi non è messo nessun nome, però uno lo facciamo per generosità. Ho fatto un nome. Allora, noi non dobbiamo permettere più questo. E allora, se il rapporto di forza tra conservazione dei potentati e necessità di cambiamento della società sarda continuano ad essere a favore della conservazione, noi non di Besseus Bius, questo, e allora dico che una mobilitazione è doveroso assolutamente farla, ma la mobilitazione nostra, noi dobbiamo dare qualche segnale di esistenza.
E attenzione, io non mi rivolgo più solo ed esclusivamente a chi crede nell'indipendenza, perché l'indipendenza è come una stella a cometa. Io vedo l'indipendenza come un valore importantissimo, come lo è il valore della libertà, che ci deve orientare, però lungo questo percorso ci sono le lotte che vanno nella stessa direzione, che ad essere indipendenza, però intanto muoviamoci e apriamo il percorso. L'indipendenza si conquisterà di volta in volta, perché se noi avessimo avuto la forza in tutti questi anni di decidere anche sulla transizione energetica, noi oggi avremmo raggiunto l'indipendenza energetica. Cos'è? Ci fa schifo l'indipendenza energetica? Chi mai si sarebbe opposto a una nostra indipendenza energetica? Quali forze? Allora, l'ha fatto il Portogallo. Che cos'ha il Portogallo in più della Sardegna? E oggi il Portogallo è in testa e si chiama Portogallo Rinnovabile, in grado di esportare le energie rinnovabili. Questo è un tema importante su cui muoverci, e non voglio più toccare il discorso della sanità, perché mi tocca molto da vicino, mi tocca da medico, mi tocca perché da sempre ho battagliato, perché intuito dove ci avrebbero portato, e ci avrebbero portato a quello che è lo sterminio di un popolo. C'è poco qui da dire, perché quando la gente non è più in grado di garantirsi la salute, le famiglie non pensano più all'indipendenza, alla lotta per l'indipendenza, oppure c'è un'altra cosa che ci piace, che vorremmo. L'attenzione delle famiglie è centrata sul bisogno della vita, della sopravvivenza, che vuol dire che noi torniamo indietro, ma culturalmente, mentalmente, perché guarderemo i bisogni della Sardegna con occhi diversi, con gli occhi di chi sta morendo. E oggi io non sopporto più che si discuta e che si porti il grande tema dello spopolamento, trattato da questi cialtroni anche ieri, parliamo del tema dello spopolamento dei partiti italiani, trattato con un temino da salottino radical chic, senza sapere dove iniziare, dove partire. Non si può fare la politica a colpi di battute, no allo spopolamento, perché lo spopolamento è un dramma che nasce dal fatto che ci hanno negato i servizi pubblici innanzitutto, ci hanno negato tutto, hanno negato ai piccoli centri il necessario per la sopravvivenza di un popolo. Quando dicono chiudiamo lo sportello bancario fa anche ridere, per dire, o chiudiamo lo sportello postale che a voi intanto non serve, ma quando si dice tocchiamo e chiudiamo le scuole, perché intanto a voi non si riserva, siete pochi, e vi togliamo la sanità, e la sanità non vi è più garantita lì e non vi è più garantita fuori, di che cosa vogliamo parlare? Allora, lo spopolamento o si affronta in termini seri e fondati, se no io non le voglio sentire, io non voglio più sentire gli slogan su queste cose. Dico queste cose, guardate, per una cosa molto, molto semplice, perché siamo in emergenza. E allora oggi non è che cosa decidiamo di fare, sì o no, è sciocca questa domanda. Noi oggi dobbiamo fare qualcosa, qualsiasi cavolo di cosa, per dire che noi esistiamo, e noi non dobbiamo esistere solo come indipendentisti. Nel canale, scusate se forse mi sto allungando, ma sta di concludere, in tutto questo canale di malessere del nostro popolo, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che in Sardegna si stanno innescando una serie di fermenti fortissimi, che sono i fermenti della gente che sta male. I fermenti della gente che sta male. Questi fermenti, che non sono catalogabili politicamente, cosa facciamo? Li snobbiamo perché non sono indipendentisti. Diciamo che loro non c'entrano niente con quello che vogliamo fare noi. No. E allora qui si tratta di fare dei discorsi maturi, iniziamo un percorso con la consapevolezza che forse non vinceremo da un punto di vista numerico. Però attenzione, questa cosa va iniziata.
Se non la iniziamo noi, io ho anche forti preoccupazioni che non siamo i giovani più a iniziarla, perché io sono molto delusa e sono delusa da fenomeni di cui non voglio parlare adesso. Parlerò fra una settimana di questo. Io avevo grandi aspettative, perché anch'io dicevo forza i giovani per cambiare il mondo, ma Itta, quando poi mi arrivano i messaggi che neanche la peggior vecchia politica sarebbe stata così brava oggi da fare il programmino sofisticato per andare dove vogliono andare, ma dove il popolo non c'entrano accidenti di nulla. La legge elettorale, io al volo, quando Adriano mi ha detto Claudia c'è questa cosa, gli ho detto assolutamente sì, firmato subito senza neanche leggerla. Io non so se vada bene o se va, non importa. Io ho ritenuto doveroso firmare quella legge. E attenzione, una cosa voglio dire, non mettiamo questa cosa nelle mani ora di questi fighetti, adesso che sono tutti ringalluzziti dei partiti politici che sono nel pieno della campagna elettorale e noi dobbiamo diffidare adesso, perché adesso loro sono pronti a firmare il patto col diavolo per poi dire che cos'è, parliamo. Vediamo, questo mi è capitato di seguire qualcosa di un incontro di indipendentisti con gente del centro-sinistra, ma discutiamo della militarizzazione, poi rivisitiamo Sono scemenze! La militarizzazione della Sardegna, tutti siamo contrari, perché io vado dal prete qua dietro e dice che qua è una porcheria, porcheria. Tutti dicono che è una porcheria, ma le competenze non sono più nostre, noi continueremo con la nostra battaglia, ma quello non è un tema da portare al centro di un confronto con una parte che controparte che ha chiesto l'ampliamento di Teulada per poi dire no, che noi siamo antimilitaristi. Ma noi ce la vogliamo avere un minimo di maturità per capire le cose, così come il discorso della rivisitazione dello statuto speciale. Ma questo è un altro tema, che quello va bene, è quella musica giusta per tutti i tempi, non funziona così. Chi è che lo tocca lo statuto? Di chi sono le competenze? Per cui stiamo molto attenti. Allora, io è inutile dire, mi sono espressa abbondantemente, mi scuso anche se sono stata lunga, il problema è un problema di fondamentale importanza questa cosa della legge elettorale, che devono cambiarla subito, se proprio ci stanno a trattare il tema in campagna elettorale, bene, ci sto anch'io, però voi adesso siete al potere e non mi interessa neanche la minoranza, non mi interessa l'opposizione, non mi interessa, io voglio sentire la maggioranza che ha potere di votare, che porti in aula il tema, e voglio vedere anche l'opposizione che, scusami Bustiano, che mi sembra un po' sofferente, però chiudo adesso. No, festivato, Genova adesso, Bustiano. No, mi sei sembrato stanco. No. Mi sei stanco, che siamo assolutamente perfettamente, però, guarda, io non perdo una virgola. Sei un genio. Ma poi lui È tutto documentato. Però, allora, se noi riusciamo, lo dico ad Adriano, se noi riusciamo a portare la proposta della legge elettorale adesso, non Crasi, perché quello fa parte delle promesse da disattendere. La legge elettorale preparata, confezionata con tutti i cose del 2013, dopodiché in campagna elettorale a destra e a manca è da rivedere la legge elettorale, sarà il primo punto come noi vinciamo. Ebbene, tanti fatto. E adesso io devo sopportare gli stessi che mi fanno le stesse promesse. No, adesso devono portarla in aula a tambur battente, quindi sarebbe graditissimo il coinvolgimento del sardolevismo, fascismo, quella cosa lì, in prima fila, a dire bene, noi proponiamo questa cosa e voi dell'opposizione cosa dite? Anche, benissimo, quindi noi, la nostra aspettativa è che questa legge, modificata come vogliamo noi, in modo equo, eccetera, eccetera, passi all'unanimità. Perché stando alle logiche di tutti deve passare all'unanimità. Questo è il fatto. E adesso mi gitto. Scusate che sono allungata. Grazie.